Riuscivano a presentarsi alle gare d'appalto offrendo prezzi inferiori rispetto ai concorrenti e quando la spuntavano mettevano in atto il loro metodo, il Gino e Crodino, così si chiamava il file che nel computer sequestrato in azienda conteneva i segreti della cordata di 4 imprese accusate di non aver dichiarato 6 milioni di euro di ricavi. A finire nei guai i vertici delle carpenterie pesanti della Castellana che operano in edilizia su scala nazionale. Due delle società a responsabilità limitata del gruppo, secondo gli inquirenti, mettevano formalmente i dipendenti in cassa integrazione, ma questi si presentavano comunque al lavoro, tanto che tra il 2009 e oggi le aziende avrebbero ricevuto oltre 350.000 euro dall'INPS, con un totale di 61.000 ore di cassa integrazione, guadagni. Secondo la busta paga, quindi la contabilità ufficiale, il soggetto aveva lavorato per 56 ore nel mese di febbraio e era stato in cassa integrazione per 112 ore. Facendo i conteggi effettivi abbiamo scoperto che il lavoratore in realtà ha lavorato 180 ore, di cui 52 ore sono state effettivamente pagate dalla ditta, le restanti sono state pagate attraverso la cassa integrazione. Un metodo venuto alla luce grazie ad un accurato controllo dei file nella contabilità aziendale. Grazie alla perizia dei militari è stato possibile reperire anche il materiale nascosto, di conseguenza scoprire tutto un complesso di file che attestavano una contabilità parallela e un metodo utilizzato per percepire la cassa integrazione indebitamente. Le ditte si sarebbero servite negli ultimi 5 anni di 143 lavoratori, di cui 8 in nero. Abusando della cassa integrazione guadagni si aveva ovviamente un notevole vantaggio, nel senso che i lavoratori, i dipendenti erano pagati in meno quando poi in effetti risultava una retribuzione superiore e quindi questo consentiva alla società di avere un indebito vantaggio in termini economici. Ma non basta, perché secondo gli accertamenti ci sarebbero anche fatture mai contabilizzate. Ora la procura trevigiana ha chiesto al GIP misure cautelari patrimoniali per garantire il recupero dei 600.000 euro di IVA non versata, i 130.000 euro di IRAP e gli oltre 200.000 euro di detrazioni non applicate.